Il Parco regionale della Spina Verde è un'area protetta della Lombardia che si estende su una superficie di 1179 ettari lungo la fascia collinare a nord-ovest di Como, a ridosso del confine svizzero. Fu istituito nel 1993 con lo scopo di proteggere e tutelare il territorio. Il parco presenta una natura legata agli aspetti geologici e botanici, un'archeologia con i resti della Como protostorica, che è quel periodo intermedio tra la preistoria e l'età antica, e altre importanti tracce storiche del comasco come il Castel Baradello e la linea Cadorna. Cominciamo quindi a esplorare il parco dal suo margine est, entrando in Val Basca dal comune di Albate alle porte di Como. Andiamo a dare un'occhiata. All'interno della Val Basca troviamo dei vecchi edifici. Si tratta dell'ex polveriera militare realizzata nel 1940 per stoccare munizioni in una zona sicura lontana dal centro abitato di Como, situata tra due dorsali erbose naturali che garantivano una protezione in caso di esplosione accidentale. Del complesso facevano parte garite di sorveglianza e casemate, quei tipici locali in parte interrati e corazzati da possenti mura a prova di bombe utilizzate in quell'epoca, che ospitavano postazioni di cannoni, ripari per i militari e stoccaggi per le munizioni. Nel 1941 la polveriera subì l'unico bombardamento aereo, sganciato dagli inglesi senza provocare alcun danno. Il fondo di questa vallata è stato creato dal torrente Segrada, che si origina proprio in questa zona umida e attraversa boschi di latifoglie e aree prative. In questo punto il bosco si presenta con un carattere tipicamente igrofilo, composto per lo più da carpini bianchi e con un fondo completamente nudo a causa del pascolamento del bestiame. Il Monte Goi o Monte Tre Croci è un'altura di 479 metri che domina sulla città di Como. Salendo verso la vetta possiamo vedere degli affioramenti di gonfolite, un tipo di roccia sedimentaria chiamata anche conglomerato comasco, che costituisce gran parte del territorio del Parco della Spina Verde. Un altro aspetto geologico di quest'area sono i massi erratici di origine granitica, provenienti dalle Alpi Retiche della Valtellina e della Valchiavenna, trasportati fin qui dal ghiacciaio del Quaternario che ha dato origine alle colline Brianzole. Questo che vediamo è denominato Sasso della Strega. Alcune aree dei suoi boschi sono state soggette a devastazioni a causa del maltempo che è imperversato su questa zona durante l'estate del 2023. In questo punto mi trovo a 470 metri di quota sul punto più panoramico del Monte Goi, la meta di oggi, da dove si può godere di un'ampia veduta sulla città di Como e sul primo bacino del lago. Qui dietro alle mie spalle vediamo la lunga dorsale della parte centrale del Parco della Spina Verde che si spinge verso nord-ovest. Qui sotto abbiamo in vista la chiesa di San Carpoforo e lì abbarbicato sulle pendici della montagna vediamo il Castel Baradello, da dove partiremo per la seconda parte. Andiamo a dare un'occhiata insieme.
La Basilica di San Carpoforo è famosa a seguito di avvenimenti storico-religiosi importanti. Si narra che nell'anno 313, verso la fine delle persecuzioni ordinate dall'imperatore Costantino, un soldato romano di nome Carpoforo fuggì da Milano con altri 5 compagni perché erano ritenuti cristiani. I soldati furono catturati e martirizzati proprio qui dietro, sulle pendici del Colle Baradello, presso il tempio dedicato al dio Mercurio. Nel 386 Sant'Ambrogio consacrò primo vescovo di Como Felice, che trasformò in chiesa cristiana l'antico tempio pagano ormai in rovina e vi collocò le spoglie di San Carpoforo e dei suoi compagni. Attorno a questa prima chiesa di Como sorse la prima comunità cristiana comasca e più tardi vi fu sepolto anche San Felice, che riposa nel sarcofago che si trova dietro l'attuale cripta. Il Colle Baradello, grazie alle sue caratteristiche orografiche, in passato è stato utilizzato come punto strategico di avvistamento e controllo sulla città di Como. Salendo sulla sommità possiamo vedere le sue pareti ripide e scoscese che mettono in evidenza la loro caratteristica morfologica fatta di rocce conglomeratiche. Sulla sua sommità sorge il Castello Baradello, eretto per ordine di Federico Barbarossa dopo la vittoria del 1168 su Milano, costruito sui resti di antichi insediamenti. Il castello è divenuto nei secoli uno dei simboli della città di Como nel mondo ed è stato commemorato e descritto da più scrittori e poeti, mentre oggi rappresenta il simbolo del Parco regionale Spina Verde. Il sito archeologico di Pianvalle è posto a 430 metri di quota sulle pendici orientali del Monte Croce e del Monte Caprino. Si tratta di un insediamento protostorico risalente al periodo preromano. Il complesso fu uno dei primi nuclei abitativi di Como, si sviluppò intorno all'XI secolo a.C. e continuò per tutta l'età del ferro, fino alle invasioni dei Galli nel 388 a.C. Tra i resti venuti alla luce nel corso del 1900 si possono osservare incisioni rupestri, coppelle e ruderi di abitazioni sorte intorno a pareti rocciose. Le coppelle sono questi incavi emisferici del diametro di pochi centimetri, ricavate sulle superfici rocciose affioranti o poco inclinate. Il motivo della loro costruzione rimane ancora un mistero, si presume che siano legate ai culti dell'acqua o di altari sacrificali per raccogliere il sangue delle vittime. La fonte della Mojenka fa parte del complesso archeologico di Pianvalle e fu costruita per convogliare qui tutte le sorgenti provenienti da monte. Prima fu realizzato l'alveo direttamente nella roccia arenaria, poi venne arginato lateralmente con la posa di grandi pietre e coperto con lastre orizzontali, ottenendo così una galleria artificiale che si addentra per circa 18 metri, oggi non del tutto praticabile a causa di frane. Il nome Mojenka sembrerebbe derivare dalla parola dialettale lombarda moia, che starebbe a indicare un luogo intriso d'acqua o pantano. Quest'area del sito è denominata Camera Carugo. Qui vi era collocato un nucleo abitativo protetto da 2 pareti ad angolo retto scavate appositamente nell'arenaria.
Il ballatoio soprastante pare che sia stato utilizzato come punto d'appoggio per la copertura della capanna. Quella che vediamo è la riproduzione di quella che un tempo doveva essere un nucleo abitativo protostorico. Poco più avanti invece su questo affioramento roccioso denominato Sasso di Prestino si possono osservare due profonde incisioni nella roccia arenaria che sono attribuite al continuo passaggio di carri o slitte, e intorno si trova anche qualche coppella. La chiesa di San Rocco si trova in località Colombierolino di Cavallasca. Fu edificata nel 1857 sul luogo in cui sorgeva una cappelletta dove erano sepolti i morti della peste del 1630, descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Sul portale è rappresentato San Rocco, ma l'edificio è anche conosciuto come Chiesa dei Pittori, perché nel 1978 per decorare le 14 cappelle della Via Crucis furono chiamati 14 artisti. Il Monte Sasso, o Sasso di Cavallasca, è una montagna situata lungo il confine italo-svizzero ed è composta principalmente da rocce sedimentarie di ambiente marino. Con i suoi 614 metri di quota è la vetta più elevata del Parco Spina Verde. Il Seveso è un fiume lombardo lungo 52 km che attraversa le province di Como, Monza e Milano, marcando il confine occidentale della Brianza. La sua sorgente nasce a 490 metri di quota sul Monte Sasso, tra i comuni di Cavallasca e San Fermo della Battaglia. Attorno alla sua fonte, da cui zampì l'acqua purissima, è stato eretto a protezione questo piccolo bastione in ceppo, il tipico conglomerato roccioso delle valli prealpine lombarde. Nei primi chilometri scorre a carattere torrentizio su pendenze accentuate lungo questa vallata di origine morenica formatasi con l'ultima glaciazione vurmiana, e qui comincia già a ricevere i suoi primi affluenti dai corsi d'acqua discontinui. Il Seveso è conosciuto soprattutto come fiume nero per la pessima qualità delle sue acque inquinate da scarichi industriali e civili che hanno compromesso l'equilibrio della flora e della fauna, soprattutto nel tratto centrale e terminale fortemente antropizzato. Ma andiamo a dare un'occhiata lungo tutto il suo corso fino alla foce nella città metropolitana di Milano. Orientate sul Seveso è un comune sulla linea di confine tra due importanti aree verdi, il Parco della Brughiera Briantea e il Parco delle Groane. Qui vediamo il Seveso serpeggiare ormai con le sembianze di fiume tra le colline moreniche brianzole, dove ha già ricevuto le acque da tre suoi importanti affluenti, il Rio Acquanegra, il Serenza e il Certesa o Terrò, che gli confluiscono alla sinistra idrografica. Pensate che su tutti gli affluenti del suo corso l'unico a entrare in sponda di destra è il torrente Comasinella. Durante i periodi di forte maltempo il Seveso aumenta considerevolmente la portata di acqua, provocando esondazioni che si concentrano in prevalenza nella parte nord di Milano. In passato si sono prese delle misure precauzionali che andremo a vedere poco più avanti. In questo punto mi trovo nel comune di Palazzolo Milanese. Quello che vediamo qui dietro è il corso del fiume Seveso, con a fianco un'importante opera di ingegneria idraulica che si dirama alla sua destra idrografica. Si tratta dello scolmatore di nord-ovest, realizzato tra il 1954 e il 1980 con lo scopo di far defluire
le acque in eccesso del fiume attraverso un apposito sfioratore in grado di scolmare all'incirca 30 metri cubi di acqua al secondo. Poco più avanti quest'opera raccoglie anche le acque in eccesso del fiume Olona e dei torrenti provenienti dalle Groane. Il canale artificiale ha una lunghezza di 38 km e scarica buona parte delle acque nel fiume Ticino nella zona di Abbiategrasso, con una portata massima di 110 metri cubi di acqua al secondo. La costruzione di quest'opera è stata oggetto di lamentele da parte degli ambientalisti, quali temevano che le pessime qualità delle acque del Seveso e dell'Olona potessero influire negativamente su quelle del Ticino. Nonostante l'ardito progetto idraulico, quest'opera non è ancora sufficiente a colmare le alluvioni che accadono periodicamente nel Milanese. Nel tratto metropolitano il Seveso scorre tombinato per circa 9 km tra Bresso e Milano, dove termina la sua corsa confluendo in questo importante e storico canale milanese, il Naviglio della Martesana, che deriva le sue acque dall'Adda in località Trezzo e che qui in via Melchiorre Gioia si incanala sottoterra. La foce del Seveso non possiamo vederla perché è tombinata, ma si trova proprio qui sotto, a circa 900 metri di distanza, in corrispondenza con la via Giacomo Carissimi. Sul Monte Sasso sono presenti le fortificazioni della frontiera nord, meglio conosciuta come Linea Cadorna, in quel sistema difensivo realizzato dal Regno d'Italia tra il 1899 e il 1918 per difendere il territorio della pianura padana in caso di attacco da parte dell'impero austro-ungarico proveniente dalla Svizzera. Si tratta di un'ardita opera militare che copre per molti chilometri il confine italo-svizzero, dalla Val d'Aosta fino al Passo dello Stelvio. Lungo il tracciato sono state in parte recuperate trincee, strade, gallerie, ricoveri e depositi in caverna, postazioni per fucilieri e per mitragliatrici. Nel 1918, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, il sistema difensivo fu completamente abbandonato. Dalla vetta del Monte Sasso, sul settore più occidentale del Parco Regionale Spina Verde, concludo le riprese di questo cortometraggio. Se ti è piaciuto questo video ti invito a seguirmi e ad iscriverti sul mio canale YouTube Johnny Caldera. E come al solito ti do appuntamento al prossimo progetto. Grazie per avermi seguito fin qui.